Buongiorno a tutti, sì, appunto io sono il titolare del Newton Pertini, quindi istituto superiore che ha tutti gli ordini di scuola, quindi dal professionale ai tecnici ai licei, perciò ho una carrellata molto ampia. In più quest'anno, grazie al nostro provveditore, ho anche in reggenza l'Istituto Comprensivo di Tombolo e quindi completo con infanzia primaria e secondaria di primo grado. Perciò ho una carrellata molto... La continuità verticale, ok, mettiamola così in modo positivo, per carità. Io vengo dagli istituti comprensivi, sono stata un insegnante di scuola primaria, di scuola secondaria e quindi non è rientrare in una realtà nuova, però insomma è un po' complicato, anche perché la realtà scolastica è un po' variegata. Allora, nell'intervento che appunto così molto breve, veloce, di capire un po' quali sono i bisogni della comunità scolastica, come li vediamo noi dal nostro punto di vista, io ho fatto come punto di partenza, ho iniziato da quella che è la definizione di salute, perché l'obiettivo di tutti quanti è quello di stare in salute sia dentro che fuori la scuola. E nella definizione dell'OMS dell'86 dice che la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e che le azioni necessarie per sostenerlo e svilupparlo sono di tipo certamente sociale, ambientale, economico, ma anche educativo e psicologico. Quindi ci chiama in causa sia come realtà scolastica sia come ordine degli psicologi. E dice che a partire da un'educazione alla responsabilità fino all'età scolare per rendere ciascuna persona in grado di affrontare le fasi, le scelte, le difficoltà della vita. E sinceramente l'ho trovata estremamente vera, anche perché detta nell'86 di fatto credo che sia molto realistica e necessaria, soprattutto nel nostro momento storico. Allora, se questo è il nostro punto di arrivo, questo benessere complessivo, qual è il nostro compito specifico come scuola però? Allora qui noi dovremmo lavorare dall'infanzia alla primaria, alla secondaria di secondo grado, pur con delle sfaccettature diverse, però quello che ci unisce è il lavorare attorno alle cosiddette 8 competenze chiave di cittadinanza, per fare una testa ben fatta, come diceva Edgar Morin, e non solo ben piena, perché il problema è soprattutto di sviluppare queste competenze in madrelingua, lingue straniere, ma anche l'imparare ad imparare, le competenze sociali e civiche e il cosiddetto spirito di iniziativa. Ciò che è sempre più necessario poi, perché noi abbiamo anche il versante dell'inserimento nel mondo lavorativo, è la capacità di lavorare in gruppo, è la capacità di resilienza, cose che a volte nella scuola non sempre le poniamo tra i primi obiettivi, però ci sono richieste all'interno di queste 8 competenze chiave. Se noi guardiamo il chi le dovrebbe realizzare, e sono partita dal profilo professionale del docente, anche collegandomi un po' a quello che diceva prima il dottor Bergamo, il profilo professionale del docente nel nostro ultimo contratto dice che dovrebbe avere ovviamente competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche. E su questo però devo dire che anche se ultimamente nella scuola, scienze della formazione, con i vari percorsi hanno tentato di aggiustare un po' il tiro, però forse è uno degli aspetti ancora poco sviluppati, un po' in tutti gli ordini di scuola, maggiormente direi purtroppo nella secondaria di secondo grado. Dovrebbe avere competenze metodologiche didattiche, organizzative, relazionali, di orientamento, ricerca, documentazione e valutazione. Effettivamente un profilo molto alto e complesso. Quello che ci diceva Don Milani era che alla domanda cosa dovessero fare per essere dei bravi insegnanti, Don Lorenzo rispondeva che la domanda era mal posta, non era il problema di cosa dovessero fare, ma come dovessero essere, perché ritorniamo al problema fondamentale che il docente, o meglio i docenti, dovrebbero sviluppare queste competenze e questa capacità di essere in relazione non solamente in un lavoro solitario, perché spesso e volentieri il docente lo fa da solo, ma in un lavoro di equipe, di team. E anche se gli organi collegiali sono del 74 che li abbiamo, il lavoro di gruppo, non sempre c'è un effettivo lavoro di gruppo e di equipe.
Anche perché, come ribadisce Pennac, che a me è molto caro perché secondo me dà uno spaccato di scuola di quello che dovrebbe anche essere la relazione tra docente e allievo, se io voglio sperare che gli studenti siano presenti nella lezione, devo essere presente ai miei allievi, quindi una sola certezza, la presenza dei miei allievi dipende strettamente dalla mia, e anche qua rientriamo appunto nell'essere. E quindi qui la relazione è centrale. Questo ritornerà perché poi è un aiuto che dobbiamo avere nel costruire relazioni, cosa che non è per niente facile nelle nostre realtà e sempre di più, direi. Le aree dove la comunità educante si trova in difficoltà. Io ho provato a fare un elenco partendo un po' dalle mie esperienze. Una prima cosa, negli ultimi anni, sempre di più, credo, anche se è un percorso ormai molto lungo, a scuola dobbiamo cercare di stare in equilibrio tra l'istruzione e l'educazione. È sempre stato un problema, ma quanta istruzione e quanta educazione? Quanta accoglienza e comprensione e quanto invece ribadire l'assunzione di responsabilità e rispetto delle regole. Questo è una problematica che è sempre stato un problema di fondo, però in questi ultimi anni io la vedo in modo molto più forte ed è anche un oggetto di disquisizione molto più forte. Quanto insistere, perché non è che essendo, tra virgolette, passatemi il termine, buoni e quindi comprendendo sempre e non dando conoscenze, riusciamo a prevenire la dispersione scolastica. Io dico facciamo dispersione umana, perché nel momento in cui qualche studente esce senza avere le conoscenze, le competenze necessarie per essere cittadino, comunque non è un investimento per il futuro. E qui ho preso una vignetta dal nostro provveditore perché ci ritroviamo a gestire dei rapporti scuola-famiglia che sono fortemente differenziati e modificati nel tempo. Se nel 1969, o vabbè insomma giù di lì volete, il rapporto scuola-famiglia era questo, la scuola di fatto aveva quasi sempre ragione, non si pensava neanche di metterlo in dubbio. Siamo passati, 2009, però purtroppo la realtà odierna la dice ancora peggio, in cui è la scuola sempre ad essere sotto accusa. Spesso e volentieri capita anche a me che quando qualche ragazzino viene richiamato perché ne ha combinata qualcuna, il genitore mi dice: ma lei ne è proprio sicura? Ne ha le prove? Anche quando dico: ma il ragazzino l'ha ammesso, ma ne è sicura? Non è che lei l'ha intimidito? Ecco, quindi siamo in questo contesto e questo rapporto scuola-famiglia è una problematica su cui abbiamo necessità comunque di essere aiutati anche a volte a leggere il rapporto. Poi c'è tutta l'area dei processi di apprendimento che si vedeva anche prima, su cui lo psicologo lavora e ci aiuta nel sostenere i processi di apprendimento considerando i cosiddetti vari bisogni educativi speciali, perché è anche vero che nella scuola, io dico questa è una criticità, abbiamo aumentato a dismisura i PDP e i BES e non possiamo pensare di creare una classe di BES o di PDP. Forse bisogna modificare la didattica, quindi abbiamo scelto di trasformare tutti in BES invece che trasformare la didattica e considerare le diversità che ci sono normalmente al di là della disabilità, di tutto quel che vogliamo. E quindi il sostenere la motivazione, la curiosità, l'imparare ad imparare, la passione, ma anche la fatica, l'accettare di far fatica, è una delle difficoltà che incontriamo spesso e volentieri, soprattutto con ragazzini che a un certo punto mollano, non vogliono più continuare. E spesso è: cosa fai tu al pomeriggio? Sono seduto sul divano. Perché non è che faccio un'attività sportiva o qualcos'altro, ma a volte proprio non c'è nessun interesse. L'essere adolescente, che possiamo partire dalla scuola secondaria di primo grado fin poi alla secondaria di secondo grado, però sostenere i normali processi di crescita personale e adolescenziale. Qui abbiamo però una serie di problematiche che sono in aumento, non solo alla scuola superiore, ma purtroppo iniziano dalla scuola primaria. Quindi tutta una serie di
problemi legati a situazioni di ansia da prestazione, depressione, ritiro sociale. Aumentano sempre più i casi di ragazzini che non vogliono venire a scuola, che si rifiutano di venire a scuola, per cui comincia il gioco del gatto e del topo, in cui tu cerchi con tutti i mezzi possibili di riavvicinarli. Ecco. L'abbandono scolastico, anche questo, fenomeni poi legati ai disturbi alimentari, anoressia e bulimia in modo abbastanza, diciamo, non estremo, però è in aumento, e così pure le dipendenze dalle sostanze, ma anche dai giochi online, giocano di notte, non dormono, e quindi con tutta una serie di ricadute, autolesionismo, questi casi che per quest'anno mi è capitato appunto anche nella scuola secondaria, ci sono stati questi fenomeni abbastanza estesi. E sono fenomeni che sono presenti anche nelle nostre realtà, anche più periferiche, quindi non possiamo non tenerli presente. A volte è difficile però leggerli e soprattutto anche capire cosa si può fare concretamente. Gli aspetti e le dinamiche relazionali tra docente e studente, perché siamo esseri umani, quindi non sempre siamo in relazione, tra pari, tutto il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, sia la vittima ma anche l'aguzzino, tra virgolette, e qualche volta anche il fatto di discriminare cos'è bullismo e cos'è cyberbullismo realmente. Poi tra docente, studente e genitori, cioè il rapporto scuola-famiglia, anche perché gli scenari familiari sono più complessi, per quello che abbiamo detto prima nel rapporto scuola-famiglia, ma anche come complessità della famiglia. Ci sono famiglie allargate, a volte non è così semplice capire come e con chi, e qualche volta, direi anche spesso ultimamente, un modo di gestire e vivere la genitorialità che spesso e volentieri è di delega verso la scuola, cioè non ce la faccio, beh vedi tu, prestile, faccia lei qualcosa se ci riesce. E questo non facilita certamente il rapporto di crescita con lo studente, con l'alunno. E poi il problema delle dinamiche di classe che ritornava anche negli interventi. Il fatto che se non si riesce a creare un gruppo è difficile sviluppare poi anche apprendimento. Infatti il benessere, la salute di cui parlavamo inizialmente non può essere un obiettivo finale, ma è un prerequisito per lavorare in classe. Se io ho un buon gruppo, una situazione di benessere, anche tutte le relazioni positive tutelano anche tutti gli elementi vulnerabili che abbiamo al loro interno. Se non c'è questo, di fatto diventa tutto molto più complicato. I social, altro versante molto problematico, come appunto accennava prima, rapporto adolescenti, ma anche io aggiungerei genitori docenti con internet e i social, perché si esiste, si hanno i like, altrimenti non si esiste, e questo per i ragazzini diventa un problema, come pure il ruolo che hanno nei processi di apprendimento, perché anche noi come scuola a volte siamo spiazzati rispetto a questo. Il riorientamento scolastico anche lì è un altro versante, perché si scontra con quella che è la capacità di autovalutarsi, di avere un'adeguata autostima, ma di avere anche un progetto di vita realistico. Quindi, come scuola secondaria di secondo grado, spesso e volentieri abbiamo l'incognita di capire questo ragazzino o questa ragazzina che magari si accorge di aver sbagliato scelta, come e con quali strumenti aiutarlo a. Lo psicologo scolastico o la psicologa scolastica perché? Secondo il mio punto di vista per aiutare ma aiutare soprattutto a leggere le situazioni sempre più complesse. A volte serve un occhio esterno che ti aiuta a dare una lettura complessiva e non solamente parziale. Anche per valutazioni diagnostiche, perché sui processi di apprendimento, ad esempio, consulenza, formazione ai dirigenti e ai docenti che rientrava in una delle finalità prevalenti, mi pare, dell'intervento già presente, per il cosiddetto sportello spazio ascolto, studenti e genitori, che è estremamente utile, ma anche ai docenti, perché a volte c'è la necessità anche come docenti di confrontarsi su determinate situazioni. Per attività di coprogettazione educativa, perché visto il problema poi bisogna creare qualche percorso, qualche progetto che porti a modificare. Il problema è il dove e il quando, perché è bellissimo lavorare in equipe, perché però sappiamo che all'interno anche della scuola ci sono dei vincoli orari di tempo, e quindi dove e come
per sostenere il lavoro di gruppo dei docenti, perché a volte anche questo non è così scontato. Le relazioni all'interno, soprattutto quando siamo in tanti, ci sono variazioni continue, è importante anche curare il mondo delle relazioni. Rischi da evitare, ripeto un po' quello che diceva il dottor Bergamo. Il rischio nel inserire una figura con queste competenze specifiche è quello di delegare funzioni e ruoli, ad esempio di ascolto, di supporto emotivo, da parte dei docenti allo psicologo. Vai da lui, che è un po' il rischio che si può correre con lo spazio ascolto, che invece io ritengo lo spazio ascolto, lo psicologo ha una funzione, tu docente comunque hai una funzione notevolissima nell'ascoltare, nell'entrare in relazione, perché tra l'altro lo vedi anche in modo continuativo, non puoi esimerti da questo ruolo. O attendere soluzioni miracolose, c'è un problema di gruppo, di relazione, lo psicologo mi dà la lettura, però io dopo devo anche agire insieme, non posso pensare che lui mi risolva. E io dico abdicare il ruolo educativo come docente, proprio perché nel profilo ci sono competenze disciplinari ma anche educative e relazionali, io credo che il docente non possa mai abdicare, anche se a volte è impegnativo, perché sono ben consapevole di questo. Concludo rapidamente richiamando una citazione sempre di Pennacche, il quale dice che a ripensarci quali erano i professori che lo hanno aiutato, che lo hanno salvato, quelli che avevano un punto in comune: non mollavano mai, non si lasciavano ingannare dalle nostre ammissioni di ignoranza, era l'immagine del gesto che ripesca l'affogato, la presa che tira verso l'alto nonostante il tuo annaspare. E quindi io credo che il docente deve continuare a fare anche questo, a non mollare e a cercare tutte le possibili vie. Deve essere aiutato, non può farlo da solo, non può essere un superwoman, deve essere in gruppo, ma soprattutto deve avere anche delle competenze specifiche. Lo psicologo può darci una serie di competenze, io dico psicologo o psicopedagogista perché deve esserci anche questa capacità di trasformare le letture poi in azioni di tipo pedagogico-didattico, però ne abbiamo necessità e sempre di più, perché la realtà è sempre più complessa. Grazie.